Arriva l'app per segnalare e studiare gli infortuni sul lavoro senza feriti. Per ora si tratta di una sperimentazione nel veneziano. L'analisi di questi eventi consentirà di evitare che accadano quelli più gravi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 9 novembre 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia di oggi la leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Riguarda gli infortuni sul lavoro. Per ogni episodio mortale si calcola avvengano 29 casi di ferimento e ben 300 incidenti privi di conseguenze. L'articolo di Mitya Chiarin inizia così: near miss è il termine inglese che indica un incidente che non ha provocato un infortunio, un incidente sfiorato, come può accadere con una chiave inglese che cade dall'alto senza colpire nessuno, uno scaffale di una libreria che frana senza ferire alcuno, un pezzo metallico che salta in aria durante una lavorazione e sfiora un operaio. Nel 1931, già allora, lo studioso Heinrich con una ricerca evidenziò che questi eventi sono frequentissimi e rappresentano la base ampia, molto ampia, della piramide del rischio, ma 90 anni dopo questi eventi sono ancora quelli meno valutati e considerati quando si parla di incidenti. Eppure per ogni incidente mortale si calcolano 29 episodi di ferimento appunto e ben 300 episodi rischiosi senza infortuni. Lo spiega il docente dell'Università Ca' Foscari Gianni Finotto, che nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra azienda ULSS 3 Serenissima, Cobis e CPR del Veneto ha creato una app che sarà alla base per alimentare la prima banca dati sui near miss, quindi i quasi incidenti, gli incidenti sfiorati, una banca dati che ha l'ambizione di essere nazionale, formalizzata per ora in un accordo tra Spisal e organismi paritetici. Si comincia dalla platea dei preposti, capi reparto, responsabili della sicurezza e lavoratori che partecipano ai corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro. Per accedere all'app basta orientare il proprio smartphone su un QR code, spiegano i quotidiani del gruppo Gedi. Si entra immediatamente nella fase attiva, dove sarà possibile rispondere a una serie di domande sia digitando sia usando il microfono per la dettatura. La sperimentazione è stata avviata ed evidenzia la facilità dell'uso in forma anonima per costruire una banca dati utilissima per le misure sulla sicurezza sul lavoro. Naturalmente l'anonimato è molto importante, a garanzia prima di tutto dei lavoratori. L'iniziativa è stata illustrata nella sede di EBA a Marghera, quindi l'ente bilaterale dell'artigianato, con la partecipazione dello Spisal, appunto dell'ULSS 3 Serenissima e dell'Università Ca' Foscari di Venezia. L'obiettivo quindi è quello di utilizzare i dati che arrivano direttamente da lavoratrici e lavoratori per creare nuove politiche e misure di intervento che prevengano davvero la piaga degli infortuni sul lavoro utilizzando il tesoro dei dati. Una necessità questa evidenziata anche dai medici dello Spisal, che indagano su eventi drammatici che potevano essere evitati mettendo in atto misure e correttivi che ne disattivassero la portata tragica. Ricordiamo brevemente sul fronte dei decessi per infortuni sul lavoro: i primi 9 mesi del 2022 hanno già superato i lutti del medesimo periodo del 2021 in provincia di Venezia, ma nel Veneto la situazione non è migliore. Nel veneziano comunque 13 decessi quest'anno contro i 12 dell'anno precedente. A livello Veneto si contano 74 morti contro i 75 del 2021, questo sempre nel periodo gennaio-settembre. La provincia con il più alto numero dei decessi è Verona con 16 infortuni mortali, seguono poi Venezia, Padova e Vicenza con appunto 13 casi, Treviso 8 morti sul lavoro, Rovigo 6 e Belluno 5. Questo per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Sempre sui quotidiani del gruppo Gedi oggi una notizia relativa agli abusi e le violenze sessuali, vittima di violenza ma senza tutela perché non è prevista per gli uomini. Il caso nel Vicentino riguarda un ventenne abusato da un uomo conosciuto in chat, per lui però niente protocollo codice rosa che opera soltanto per le donne. L'avvocato dice che non si tratta di un caso isolato e c'è una polemica in consiglio regionale con la consigliere
consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde, che parla di una scelta precisa da parte della regione. A criticare la mancanza di attenzione al problema è infatti l'esponente dei Verdi Cristina Guarda, che dice: l'anno scorso in sede di bilancio presentai in consiglio regionale un emendamento collegato alla legge di stabilità per l'istituzione in Veneto di centri antiviolenza di orientamento sessuale, che fu respinto dall'attuale maggioranza. Riformulerò anche quest'anno la proposta, annuncia l'esponente dei Verdi. Ma torniamo al caso. In breve, la vicenda è questa: ha subito una violenza sessuale ma non può farsi aiutare dalle strutture pubbliche per elaborare l'orrore di quanto gli è accaduto. E questo sostanzialmente perché per gli uomini non si può attivare il protocollo del codice rosa dei centri antiviolenza. A denunciare il caso è l'avvocato vicentino Alessandra Bocchi, specializzata proprio nei casi di abusi, e il protagonista della vicenda è un ventenne che ha conosciuto l'estate scorsa il suo aggressore, poco più grande di lui, in una app per incontri. Dopo il primo appuntamento è scattata la violenza, la vittima si è presentata al pronto soccorso dove l'abuso è stato certificato, ma non è partita la procedura prevista dal codice rosa perché si trattava di un uomo. Questa appunto il resoconto sui quotidiani del gruppo Gedi, che spiegano poi che la legge regionale 5 del 2013, varata sulla scia dei casi di femminicidio, contempla infatti solo le violenze perpetrate sulle donne. La norma prevede che i centri antiviolenza o le strutture protette possano accogliere donne maggiorenni vittime di violenza, usufruendo dell'aiuto del servizio pubblico a titolo gratuito. Tra le prestazioni offerte ci sono colloqui preliminari, percorsi personalizzati di uscita dalla situazione di violenza, consulenze legali, formazione degli operatori, iniziative pubbliche di prevenzione e sensibilizzazione al problema. In ogni caso, uscito dall'ospedale, il ventenne è stato indirizzato al più vicino consultorio, ma non è la struttura adeguata per un caso del genere, denuncia la sua legale. Stiamo parlando di un ragazzo molto fragile, timido, non supportato dalla famiglia, non in grado da solo di gestire un percorso che gli consenta di elaborare il trauma e senza i mezzi economici necessari per rivolgersi a una struttura privata. La terza porta, che invece non gli è stata aperta, sempre con la stessa motivazione, è il CEAV, il centro di aiuto per la violenza, che ha sede a Vicenza. Secondo Bocchi, l'avvocato, è davvero incredibile che un servizio di supporto pubblico, specie per determinati casi, non venga esteso anche a soggetti maschi, tanto più che non si tratterebbe di casi isolati. E poi appunto la legale racconta di seguire altri ragazzi vittime di violenza, e annuncia di stare preparando un'istanza scritta indirizzata alla regione del Veneto, specificamente agli assessori, all'assessore alla sociale, alla sanità Lanzarin, e al lavoro, all'istruzione e alle pari opportunità Donazzan. Istanza comunque già raccolta appunto in regione dalla consigliera regionale dei Verdi Cristina Guarda. Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa. Brevemente sul Corriere del Veneto di oggi, ma anche sul Gazzettino, si parla della polemica legata alle assicurazioni in sanità. Sono delle assicurazioni costosissime, a pagarle non sono direttamente i cittadini, ma lo sono comunque indirettamente, perché parliamo delle assicurazioni stipulate dalla regione, o meglio da Azienda Zero. Vediamo i titoli. Sanità, il nodo polizze, in Veneto è scontro sui premi, sarebbero troppo alti. Questo il titolo sul Gazzettino. In Consiglio regionale i rilievi della procura contabile, il PD parla di uno spreco, la giunta Zaia si difende, prima c'erano troppi rischi. Vediamo qualche numero: pagati 14 milioni di euro a fronte di solo 300 mila euro di liquidazioni, quindi briciole rispetto a quanto ha pagato la regione alle assicurazioni. La replica da parte della giunta è che ci sono ancora 421 sinistri pendenti. Sul Corriere del Veneto la polemica: l'assicurazione della sanità costa alla regione 14 milioni di euro ma risarcisce soltanto 300 mila euro. Insomma, è chiaro che non c'è alcuna convenienza ed è un buco pazzesco, un costo veramente importante per le casse pubbliche. L'ente per le franchigie ha liquidato di tasca sua 49 milioni, quindi la regione, oltre a pagare le assicurazioni che eserciscono una quota
davvero irrisoria, ha pure dovuto sborsare per le franchigie ulteriori 49 milioni di euro. La giunta Zaia si difende, parla di modello misto, spiega che la polizza è solo per i casi più onerosi di cause legate alla mala sanità, e appunto non si capisce però in che modo possano tornare i conti. E infatti la consigliera regionale del Partito Democratico Vanessa Camani, che ha sollevato il caso ieri in regione con una interrogazione che partiva dalle osservazioni, dai rilievi della Corte dei Conti, dopo la risposta della Giunta ribatte così: sull'evidente spreco che si è generato con la polizza stipulata da Azienda Zero, la Giunta non ha dato una risposta in grado di fugare le forti perplessità su un'operazione che peraltro è stata recentemente rinnovata, anzi ha confermato i rilievi della Corte dei Conti. Queste le parole di Vanessa Camani del Partito Democratico. Ancora un'altra notizia, siamo sempre sul Corriere del Veneto, la politica e l'ambiente, parliamo di trivelle, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto in modo approfondito, quindi molto rapidamente gli industriali sono in pressing e chiedono di andare avanti con le trivelle. Ieri avevamo sentito la voce contraria del territorio, tutto il Polesine con il presidente del Parco del Delta del Po, anche gli esponenti politici sia dell'attuale opposizione ma anche della maggioranza, Lega e addirittura Fratelli d'Italia, contrari alle nuove trivelle in Adriatico. Contrarissimi naturalmente gli ambientalisti, gli esponenti dei partiti del centrosinistra e soprattutto il Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alle trivelle. Ma oggi abbiamo invece la posizione degli imprenditori che dicono il gas è una risorsa, ma come sempre scatta il no se l'impianto riguarda il proprio cortile. Da parte di Lega e Fratelli d'Italia imbarazzi e silenzi. Dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha annunciato un emendamento al decreto aiuti ter per riaprire le maglie di estrazione di gas in mare, destinando a prezzi calmierati alle imprese energivore appunto il gas estratto. Fra le aree interessate dalla riapertura delle concessioni c'è anche il braccio di mare davanti al delta del Po, a una distanza di 9 miglia marine dalla costa, un'area SIC cosiddetta per delfini e tartarughe, ma soprattutto un'area già a forte rischio subsidenza, quindi di un abbassamento consistente oltre i 3 metri del terreno, come è già successo in passato con i pozzi metaniferi. Questo è un po' il riassunto della situazione. Nel frattempo c'è una girandola di incontri, a Roma si moltiplicano tra politici veneti e nei ministeri coinvolti dalle trivelle. Sul Corriere del Veneto di oggi c'è anche una intervista a un geofisico dell'INVG, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, parla di pericolo subsidenza, ma dice anche ci sono gli strumenti per tenerla controllata. Parliamo delle estrazioni sul delta del Po. E poi c'è un'intervista a tutto campo a Carlo Carraro, ex rettore di Ca' Foscari, ordinario di economia ambientale e unico componente italiano del direttivo dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, un organismo dell'ONU. Dice cercare in Adriatico il metano richiede tempo ed è costoso, ecco perché è sbagliato. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo di liberarci dalle fonti fossili, dice ancora Carraro. Parla del disastro del clima, le temperature in Veneto e in tutto il Mediterraneo aumentano a un ritmo doppio rispetto al resto del pianeta. L'emergenza ci spinge a cercare fonti fossili alternative al gas russo, ma solo le rinnovabili ci daranno indipendenza e sicurezza, sottolinea Carraro. L'eolico offshore, per esempio, è un male minore, fa meno danni al paesaggio degli stessi impianti in terraferma e dà un contributo alla transizione ecologica ed energetica. In futuro l'industria energivora dovrà per forza lavorare con l'idrogeno e potrà sfruttare lo sviluppo dei sistemi di accumulo dell'energia. Queste sono sempre alcune dichiarazioni di Carraro, che conclude così commentando il caso della zuppa lanciata sul Van Gogh: alla giovane vicentina dico quel gesto non fa bene alla tua causa, occorre una narrazione positiva, non il catastrofismo. Questa l'intervista a Carraro, già rettore di Ca' Foscari. Voltiamo pagina e chiudiamo con alcune notizie flash. La prima dalla regione, un retroscena di Filippo Tosato sui quotidiani del gruppo Gedi di
oggi è imminente la cancellazione del limite del doppio mandato per gli assessori. In regione si progetta la prossima legislatura all'insegna della continuità, ma Finco, l'attuale vicepresidente dell'Assemblea legislativa, punta a un ruolo di rilievo. Questo per quanto riguarda la politica veneta. A Padova invece un'inchiesta, subappalti irregolari, sequestrato il cantiere dello stadio Euganeo di Padova, appunto, indagati anche il sindaco Giordani e l'assessore Bonavina, che fanno sapere di essere completamente sereni, sospesi 5 mesi 2 funzionari comunali, misure interdittive per gli imprenditori. Il commento del sindaco è arrivato in serata, c'è piena collaborazione con la magistratura e anche interesse del comune chiarire fino in fondo la dinamica dei fatti. Ritengo di essermi comportato nel rispetto della legge, impegnandomi come ogni sindaco affinché i lavori potessero concludersi nei tempi previsti. Sono assolutamente sereno e consapevole di aver sempre agito nell'interesse pubblico, dice Giordani. Nello scorso mandato abbiamo messo in opera una mole impressionante di progetti, penso sia normale e doveroso che la magistratura svolga il suo ruolo di controllo. Questa è la notizia sul Gazzettino di oggi. Infine, dal Corriere del Veneto una notizia che riguarda in qualche modo la crisi dei migranti, una situazione che è difficile sostenere non sia stata creata ad arte dal governo Meloni in questi giorni. Abbiamo letto di tutto, il carico residuale, non entriamo naturalmente nel merito della polemica e della vicenda nazionale che riguarda, comunque vale la pena ricordarlo, le vite di decine e decine di esseri umani. Leggiamo soltanto la notizia sul Corriere del Veneto: migranti, pronta a riprendere il mare la nave dei centri sociali del nord-est, è in manutenzione. Si tratta della Mare Ionio di Mediterranea, la ONG Mediterranea Saving Humans, la ONG appunto guidata da Beppe Caccia, 52enne armatore della Mare Ionio, veneziano, più volte capomissione a bordo della Mare Ionio, già consigliere comunale a Venezia. Dice: il Mediterraneo è la più grande fossa comune al mondo. Mediterranea Saving Humans è una ONG fondata nel 2018 per monitorare il Mediterraneo e salvare le persone che vi si trovassero in difficoltà. Il gruppo gestisce le navi appunto Mare Ionio e Alex sotto bandiera italiana e collabora con l'associazione tedesca Sea-Watch e quella spagnola Proactiva Open Arms. Tra i protagonisti degli interventi di Mediterranea ci sono molti volti noti dei centri sociali e anche della politica locale, come appunto Beppe Caccia e Luca Casarini. L'ultima notizia di oggi, un'altra flash popolare di Vicenza, Sorato condannato a 7 anni. Parliamo dell'inchiesta, del processo dopo il crack della Banca Popolare di Vicenza. Il tribunale Berico ha disposto anche la confisca di 963 milioni di euro a Sorato, che è l'ex direttore generale della Banca Veneta. I difensori del manager dichiarano di essere pronti all'appello. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.